Ore 13 salute, buona giornata con l'appuntamento del martedì con l'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Quest'oggi parleremo di day surgery e delle nuove attività negli ospedali di Treviso e di Vittorio Veneto. Qui con me in studio per approfondire l'argomento il dottor Davide Pozzobon, direttore dell'unità operativa dell'attività diurna chirurgica dell'ospedale di Treviso. Buongiorno dottore, grazie per essere qui con noi. Ed il dottor Massimo Bonea, direttore dell'unità di chirurgia dell'ospedale di Vittorio Veneto. Buongiorno dottore, grazie anche a lei per essere qui con noi. Allora, interventi in day surgery è una terminologia che sentiamo sempre più spesso e che si usa sempre più frequentemente, ma esattamente, dottor Pozzobon, che cosa significa in concreto day surgery? Day surgery è un termine chiaramente di derivazione anglosassone. Tradotto letteralmente vuol dire chirurgia di giorno. In Italia comunemente si parla di ricovero diurno. E se vogliamo sgombrare subito il campo da un equivoco, operare in day surgery non significa certamente operare con tecniche chirurgiche diverse, non significa fare interventi diversi, ma day surgery in sintesi, in estrema sintesi, è organizzazione. Organizzazione che le istituzioni sanitarie mettono a disposizione del cittadino per permettere che per determinati tipi di intervento e per pazienti selezionati gli esami possano essere eseguiti in regime ambulatoriale, il paziente possa essere operato e dimesso in totale sicurezza nella stessa giornata dell'intervento. È evidente che ci devono essere dei presupposti perché tutto questo vada a buon fine, presupposti che non scoprono l'acqua calda nel dire che devono essere basati soprattutto sulla competenza dei chirurghi e degli infermieri che trattano questi pazienti, che lungi da essere interventi da considerare tra virgolette minori, devono essere considerati nella propria importanza. Questi interventi vengono fatti nei nostri ospedali e in tutti gli ospedali naturalmente vengono fatti da chirurghi esperti che hanno acquisito specifiche competenze per quanto riguarda gli interventi che andranno ad eseguire. Quali sono le motivazioni, dottore, per le quali si sceglie per un determinato paziente, per un determinato tipo di intervento di fare la day surgery? Come motivazioni si può fare una considerazione di carattere generale. È evidente sotto gli occhi di tutti come, soprattutto negli ultimi decenni, si siano modificate le condizioni culturali della nostra società e di conseguenza anche della sanità. Ovviamente il cittadino ha acquisito sempre più consapevolezza del proprio bisogno di salute e di conseguenza anche di prestazioni sanitarie ed è evidente che le aziende sanitarie devono in qualche modo riprogettare i propri servizi per dare una risposta efficace alle legittime aspettative dell'utenza, ovviamente. Ovviamente, come stavo dicendo prima, il presupposto non è solamente quello di una competenza professionale da parte dei nostri chirurghi e dei nostri infermieri, ma anche quello del coinvolgimento totale del cittadino in un processo che lo deve vedere necessariamente come protagonista attivo di un processo che ovviamente lo coinvolge. Ecco dottore, c'è un target specifico al quale voi vi rivolgete con questo tipo di chirurgia, questo tipo di ricovero? Certo. Secondo i dati della letteratura internazionale la day surgery può essere applicata in oltre il 50% dei pazienti. Il 50% dei pazienti che devono essere ovviamente accuratamente selezionati e la selezione deve riguardare vari campi, deve riguardare il campo sicuramente del tipo di intervento a cui viene sottoposto il paziente, ma anche le sue caratteristiche generali, l'età, le comorbidità, cioè le patologie concomitanti di cui è portatore e ultimo ma non da ultimo il suo entourage familiare, perché per che il processo di day surgery vada a buon fine è evidente che anche il paziente deve essere supportato da un entourage familiare, in particolare da un accompagnatore che lo accompagna il giorno dell'intervento e che lo segue almeno nelle prime 24 ore dopo l'intervento.
Certo, quindi una persona per esempio che vive sola, che non ha nessuno, che magari ha una certa età, diciamo è tra virgolette controindicata rispetto a questo tipo di ricovero. Esattamente, l'età non molto, l'età può essere anzi favorevole il fatto di non utilizzare ricoveri prolungati in pazienti anziani che abbiamo tutti quanti avuto esperienza, possono anche disorientarsi per ricoveri prolungati, ma sicuramente persone che vivono da sole, pur non essendo richiesta per questo tipo di paziente, non essendo richiesta un'assistenza specifica, ma è solo un'assistenza di base per essere vicino al paziente per i propri bisogni sanitari, per esempio di igiene nelle prime 24 ore, è necessario che appunto il paziente non viva da solo, sicuramente no. Certo. Dottor Bonea, in day surgery si possono fare tutti i tipi di intervento? No, la day surgery si rivolge a un certo settore di interventi che sono quelli che diciamo possiamo garantire occupare alcune ore e quindi paziente ricoverato il mattino, paziente dimesso la sera. Questo è diciamo l'ordine temporale in cui dobbiamo svolgere il nostro lavoro. Perciò gli interventi che si possono fare in questo arco di tempo attualmente sono una lunga lista, ma sono limitati, diciamo, limitati dal fatto che ci sia, come diceva il dottor Pozzobon, la condizione del paziente per poterli affrontare e quindi una selezione va fatta, che ci sia l'assistenza dei parenti, come abbiamo già detto, e che ci sia la patologia che attualmente noi possiamo operare in questo arco di tempo. Ecco, diciamo indicativamente, sicuramente sono moltissimi i tipi di interventi esatto. che si possono effettuare con questo tipo di regime di chirurgia e di ricovero, i settori maggiormente, sì. insomma... I settori che attualmente sono più coinvolti in questo tipo di chirurgia sono la chirurgia generale per quanto riguarda il mio lavoro, ma diciamo che ogni specialità della chirurgia e qualcuna anche non della chirurgia, come la radiologia, cioè tutte le specializzazioni che comportano un intervento di un qualunque tipo, di una certa invasività, diciamo, ma che necessita di una osservazione di ore, ecco, possono essere trattati in questo regime di ricovero, cioè in day surgery. Ecco, rispetto per esempio alla chirurgia ambulatoriale, che siamo magari più abituati a vedere, che differenza c'è con il day surgery? La chirurgia ambulatoriale, diciamo, possiamo dividere in una chirurgia ambulatoriale minore, in cui si fa generalmente una procedura in anestesia locale, no? Che quindi necessita di una breve osservazione, diciamo, al massimo qualche ora. Invece c'è una chirurgia ambulatoriale, e qui entriamo un po' in quello che facciamo in dei surgery, come quella delle ernie o come quella delle varici, che può essere trattata con questo tipo di regime di ricovero e che quindi rientra un po' nella nostra attività quotidiana e di collaborazione con il dottor Pozzobon. Ecco, la chirurgia in day surgery sicuramente è un tipo di chirurgia e un regime di ricovero che sta aumentando sempre di più. Quali sono, dottor Pozzobon, i volumi, diciamo, di questo tipo di interventi nei vostri ospedali, qui nell'ospedale di Treviso e in quello di Vittorio Veneto? Ecco, negli ospedali della Marca Trevigiana l'attività di day surgery si può quantificare in circa il 40%. Quindi stiamo parlando di grosse fette di popolazione interessate. Nell'ospedale di Vittorio Veneto e nell'ospedale di Treviso le attività vengono seguite in modelli diurni centralizzati, poi spiegherò un po' in cosa consistono questi modelli diurni centralizzati. Se possiamo far vedere la prima diapositiva, vediamo che dal 2012, in cui l'attività di Treviso è iniziata in sede centralizzata, sono stati trattati circa 12.000 pazienti. Questi sono, come vedete, sono prestazioni che sono aumentate nel corso degli anni. Questi sono gli anni 2014-2015, nella successiva vedremo gli anni 2016-2017.
in cui sono coinvolte 13 unità operative che in modo programmato e preciso eseguono la loro attività di day surgery, come diceva il collega Bonea, svolgono la loro attività con dimissione in giornata. Potremmo dire che effettivamente di questi pazienti che sono nell'ultimo anno, se vediamo la diapositiva del 2017, sono stati oltre 3.000, con le percentuali che vedete riportate in numeri assoluti, hanno coinvolto, come dicevo, 13 unità operative con dimissione in giornata nel 99, oltre il 99% dei casi. Quindi vuol dire buona selezione, buon trattamento chirurgico e buon monitoraggio post-operatorio, perché questa è una caratteristica su cui il personale che lavora in centri dedicati e centralizzati è adeguatamente formato. Questa è l'attività che vediamo di Vittorio Veneto, per esempio, importante attività anche di Vittorio Veneto, con la chirurgia dell'amico Bonea, che come giustamente lui diceva fa un po' la parte del leone, ma anche con attività importante dal punto di vista dell'ottoiatria, della ginecologia e dell'ortopedia. Modelli centralizzati. Cosa significa modelli centralizzati? Significa che le varie unità operative eseguono la propria attività interamente, cioè tutto il processo viene eseguito all'interno dell'unità operativa e il paziente si sente totalmente preso in carico sia dall'inizio, da quando esegue gli esami preoperatori, quando viene operato e quando dovrà fare i controlli a distanza post-operatori. Quindi è una presa in carico, possiamo dire, a 360 gradi del paziente. Perché deve essere presa in carico totalmente? Perché pur essendo interventi che a torto in certi casi vengono considerati minori, sono interventi che prevedono intanto un volume altissimo di persone, di tante specialità e interventi che prevedono un brevissimo tempo di ricovero. Quindi è evidente che il paziente deve essere assolutamente informato, coinvolto, deve essere ricoverato per il breve periodo in un ambiente che non è influenzato dall'urgenza oppure dai grossi interventi e deve essere da parte del personale anche tranquillizzato. L'aspetto dell'ansia legata inevitabilmente a qualsiasi tipo di intervento chirurgico, quindi anche in questi che, ripeto, non sono assolutamente da considerare banali, è un aspetto importante e il nostro personale è sicuramente formato per, oltre alle competenze di base infermieristiche, anche per seguire dal punto di vista dell'informazione e del tranquillizzare il paziente durante tutto il suo percorso. Ecco, magari di questo ne parliamo subito dopo la pubblicità, perché forse mi metto dalla parte dei pazienti, no? Molte persone magari di fronte a un ricovero così breve hanno dei timori, dicono ma non so, mi manderanno a casa, sono in grado di, non è troppo veloce, magari interventi che qualche anno fa richiedevano una degenza di 5, 6, 7 giorni, adesso in un giorno, e quindi magari questo può creare anche qualche preoccupazione nei pazienti. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Restate con noi. Ore 13 salute, eccoci nuovamente in diretta con l'appuntamento del martedì con l'ULSS 2. Quest'oggi stiamo parlando di day surgery e delle nuove attività negli ospedali di Treviso e di Vittorio Veneto. Prima della pubblicità, dottor Pozzovon, stavamo parlando anche di questo aspetto molto importante dal punto di vista del paziente, della tranquillità di sottoporsi ad un intervento in day surgery, interventi che magari anni fa erano appunto richiedevano una degenza di più giorni, di una settimana, ora vengono eseguiti in una giornata, quindi spesso il paziente ha bisogno anche di essere tranquillizzato su questo aspetto. Ci sono dei vantaggi però, no? Mi diceva proprio il dottore durante la pubblicità, non solo per l'attività ospedaliera ma anche per il paziente stesso ad un ricovero così breve. Quali sono, dottore? Sicuramente il target è il vantaggio. Il target primario è il vantaggio per il paziente. È documentato ormai a livello di tutta la letteratura internazionale quanto ricoveri prolungati non necessari possono assolutamente incidere in modo negativo nel paziente
Basti pensare all'inizio, quando io ho iniziato a lavorare, si facevano interventi per esempio per ernia senza utilizzare le retine di cui si fa uso adesso, con interventi molto dolorosi e che richiedevano di rimanere a letto per circa una settimana, e questo incide molto sulla possibilità di trombosi venose profonde degli arti inferiori, con tutte le complicanze note a tutti a livello cardiopolmonare. Quindi la mobilizzazione precoce, lo vedremo più avanti, la mobilizzazione precoce su questi tipi di interventi è uno dei vantaggi importanti che la Day Surgery ci offre. Ovviamente il tutto deve essere bilanciato da un comportamento sia da parte medica che infermieristica per, come diceva giustamente lei, per tranquillizzare il paziente, perché ogni paziente giustamente ritiene importante la patologia, ritiene ed è importante la patologia di cui è portatore, e si deve sentire assolutamente sicuro in un processo che lo abbraccia a 360 gradi. E quindi, dottor Bonea, questa proprio presa in carico appunto a 360 gradi è in fondo l'obiettivo fondamentale di queste nuove strutture di Day Surgery che sono state potenziate appunto nei 2 poli ospedalieri. Sì, certamente. Questo tipo di organizzazione consente anche a un gruppo di medici di essere, diciamo, i referenti per questi pazienti. Quindi il fatto di vedere le stesse persone, vedere gli stessi medici può essere già di per sé rassicurante. In più entrare in un percorso ben strutturato e organizzato dà questo senso di protezione che il paziente ha, che deve avere anche per la sua benessere, per il suo vivere in modo positivo l'esperienza che è quella di passare in un ospedale, in una sala operatoria, e quindi sono situazioni che possono ingenerare un po' di ansia nelle persone. Trovandosi in una situazione così strutturata e organizzata c'è questa sensazione di essere, diciamo, seguiti, giustamente, di vedere i medici che dall'ambulatorio alla dimissione, quindi dalla prima visita all'intervento e alla dimissione, conoscono benissimo il paziente, il caso, e inoltre danno un impegno personale a che ogni progetto eseguito sul paziente di tipo chirurgico, in questo caso, vada a buon fine. Ecco, quindi sicuramente l'aspetto, diciamo, di sentirsi seguiti, no, dottor Pozzobon, di sentirsi presi in carico dal medico, dall'infermiere che segue l'iter della persona fin dal primo momento a quando appunto potrà tornarsene a casa, è sicuramente un elemento fondamentale, no, della Day Surgery, e quindi c'è un percorso ben preciso che è previsto proprio per questo tipo di ricoveri. Qual è, dottor Pozzobon? Assolutamente, il paziente esegue la prima visita naturalmente nell'ambulatorio specialistico di cui la sua patologia è di pertinenza, ovviamente. Preciso che l'equipe medica, il medico che farà la selezione sarà il medico, indipendentemente dalla sede operatoria dove verrà fatto l'intervento, sarà lo stesso medico che seguirà il paziente fino alla sua guarigione. Quindi è importante questo fil rouge che unisce dal punto di vista medico. Ah, perché la visita preoperatoria, diciamo, può essere fatta anche in sede diversa, per esempio a Treviso, e poi magari il paziente viene operato a Vittorio Veneto. Certamente sì, però dalla stessa equipe medica, cioè il paziente, come giustamente diceva il collega Bonea, ha sicuramente la percezione di unitarietà nel suo processo di cura, che è iniziato con la prima visita, in cui il medico decide che l'intervento viene fatto, prima di tutto, che viene fatto in regime di ricovero breve, in regime diurno. Da quel momento il paziente viene preso in carico dalla struttura centralizzata di Day Surgery, e lì il paziente viene abbracciato dall'equipe del modello diurno centralizzato. Gli viene telefonato a casa per come eseguire gli esami preoperatori, che lui non dovrà recuperare ma che arriveranno direttamente alla struttura centralizzata. Viene convocato
per la visita di controllo, perché nel frattempo si devono verificare se si sono modificate le condizioni cliniche e relative alla patologia del paziente. L'infermiere raccoglie tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda l'assistenza infermieristica, viene fatto il consenso informato, il medico spiega in dettaglio sia i dettagli dell'intervento, ma spiega anche le modalità di ricovero, il regime di ricovero breve, perché è importantissimo spiegare anche il setting assistenziale di questo. Il paziente, completato gli accertamenti preoperatori, viene fornita una data per l'intervento, si ricovera nella giornata, viene assegnato il posto letto, viene accompagnato in sala operatoria, e lo vedremo fra poco nel filmato che credo andrà in onda, viene accompagnato generalmente a piedi in sala operatoria, rientra, viene fatta la terapia analgesica nel post operatorio e vengono attentamente monitorati quelli che sono i parametri per la dimissione. C'è un'attenzione particolare perché il fatto di aver iniziato un percorso in regime diurno non è garanzia di finirlo. Ogni paziente viene monitorato dalla selezione al giorno dell'intervento, a come è andato l'intervento in sala operatoria e come si comporta nel post operatorio. Anticipavo prima che il 99% degli interventi si risolvono con la dimissione in giornata, però comunque qualora ci fosse una complicanza, insomma, viene prontamente rilevata, e anche per motivi semplici di osservazione, in caso dovesse essere necessario, viene mantenuto nel ricovero di appartenenza durante la notte. Ecco, quindi vediamo nel filmato che voi avete realizzato, no, come avviene sostanzialmente questo percorso nella modalità proprio pratica, no? Dottore, vogliamo commentare un po' le immagini qui stiamo vedendo? La nostra paziente arriva alla day surgery, parla con l'infermiere, conferma con il medico l'indicazione all'intervento e il consenso informato. L'infermiera dà tutte le informazioni necessarie per la giornata del ricovero, che comincia con la banale accettazione amministrativa. Ecco, vediamo sempre che la paziente è accompagnata, quello che si diceva prima, no? L'importanza proprio per poter accedere a questo tipo di ricovero, di avere qualcuno che sia in grado di accudire. Altro aspetto importante, vediamo che la paziente va in sala operatoria a piedi, quindi tutto il discorso che facevamo prima per quanto riguarda l'immobilizzazione prolungata e tutte le problematiche che ne possono derivare viene praticamente azzerata. Il paziente ritorna nel proprio letto, ovviamente, e giustamente sottolineava lei, c'è sempre la presenza, il coinvolgimento attivo anche del familiare, dell'amico, di chi si rende garante del ricovero del paziente. Viene fatta la terapia, vengono verificate tutte le condizioni per la dimissione e poi il paziente viene seguito. Questa è una cosa importantissima, il giorno dopo noi facciamo una telefonata a domicilio per verificare che le condizioni del paziente siano assolutamente in linea con quello che è stato programmato. Vengono dati tutti i recapiti in caso di emergenze e vengono programmati tutti i programmi delle visite ambulatoriali. Quindi il paziente, dal momento in cui viene selezionato, operato, accolto in reparto e dimesso, viene seguito fino alla sua completa guarigione. Ecco, allora io direi ci fermiamo per la pubblicità, per il break, perché subito dopo cominciamo a vedere nel concreto quelle che sono e come vengono appunto operate le diverse patologie, no? Con il dottor Bonea ci spiegherà, per esempio parleremo della ernia inguinale, non solo, che è una patologia purtroppo molto, molto diffusa. Linea alla regia, allora a tra poco. Ore 13 salute, eccoci nuovamente in diretta, stiamo parlando di day surgery, delle novità negli ospedali di Vittorio Veneto e di Treviso. Entriamo ora nel vivo, dottor Bonea, con le varie patologie che si possono trattare in questo regime di ricovero. Sicuramente una molto diffusa è quella dell'ernia inguinale. Come avviene l'intervento?
Sì, l'ernia inguinale è una patologia estremamente diffusa e occupa anche molto le sale operatorie chirurgiche di tutto il mondo, insomma, molto comune, spesso familiare, e l'ernia è sostanzialmente un difetto della parete dell'addome, un punto debole attraverso cui sporge o del tessuto grasso o dell'ansa intestinale, insomma. E qui vediamo nella diapositiva che abbiamo in onda anche le sedi in cui ci può essere un'ernia che non è detto sia sempre inguinale, ma anche in sedi vicine, quindi un difetto della parete dell'addome sostanzialmente. Se mi date l'altra diapositiva per cortesia, questa chirurgia si ripromette di evitare che l'ernia protruda ulteriormente, perché nel tempo tendono a diventare sempre più grandi, possono dare fastidi, possono addirittura dare delle complicazioni anche severe. Questa chirurgia attualmente prevede l'uso di quello che vedete, delle reti, che consentono di riparare il difetto della parete addominale, cioè, dicendolo in parole molto semplici, il buco attraverso cui passa l'ernia. Ecco, questo... Una sorta di rinforzo, insomma, che viene messo, per dirla in termini molto poco scientifici. Ma il concetto è reso molto bene da questa immagine, voi vedete lì a sinistra, piana, quella rete, che va a tappare, diciamo, in questo caso una rete per un'ernia inguinale, va a tappare il difetto attraverso cui passa l'ernia. Quei fiocchetti che si vedono nell'immagine vengono usati un po' meno ora, ma insomma l'idea è proprio quella del rinforzo e riparazione del buco attraverso cui passa l'ernia, parlando molto, molto semplicemente. È ovvio che il chirurgo ha un impegno perché deve, diciamo, artigianalmente sagomare molto spesso queste reti, quindi fare un lavoro su misura per il singolo paziente. Non è ogni intervento, diciamo, è tarato sul singolo paziente, non sono mai tutti uguali anche se hanno sempre lo stesso nome. E nell'ambito di questa organizzazione in Day Surgery l'esperienza, i progressi nei materiali che abbiamo visto, queste reti, che sono, diciamo, l'uovo di Colombo che ci ha permesso di superare una tecnica che era di un italiano ma che risaliva alla fine dell'Ottocento, e con un tasso anche di recidive dell'ernia, cioè di ernia che tornano nella stessa sede, attualmente bassissimo. Questo tipo di chirurgia ci consente anche, riducendo soprattutto il dolore post-operatorio, di poter dimettere il paziente a poche ore dall'intervento nella stragrande maggioranza dei casi. Paziente che poi a casa avrà bisogno solamente di un antidolorifico per qualche giorno e di limitare un po' sforzi e movimenti più intensi, potendo però camminare, muoversi nell'ambiente domestico tranquillamente. Ecco, si opera una curiosità, dottore, in laparoscopia oppure in chirurgia, diciamo, tradizionale? Diciamo che le ernie possono essere trattate in tutti e due i modi. Attualmente la laparoscopia consente il trattamento di ernie, ma ha delle indicazioni precise. La Day Surgery, diciamo, è molto orientata sulla chirurgia tradizionale dell'ernia, la laparoscopia anche, però la maggior parte delle volte ha bisogno di un'anestesia di tipo generale ed è soprattutto indicata nel trattamento in una volta sola delle ernie di due lati oppure delle grosse ernie recidive della parete addominale, e quindi un po' non sempre riusciamo a ottenere il target di un ricovero in Day Surgery. Quindi spesso è necessario un ricovero di più giorni? Sì, di una notte o due, insomma. Ecco.
Ecco, un'altra patologia, anche questa molto diffusa e che si presta, mi pare di aver capito molto bene, al ricovero in day surgery, è quella delle varici agli arti inferiori. Come si procede, dottore? Sì, esattamente, anche le varici degli arti inferiori sono un'altra patologia che viene trattata in day surgery e rispetto alla quale la day surgery è proprio tarata. Quindi noi attualmente offriamo ai pazienti due tecniche chirurgiche, quella tradizionale e possiamo vedere anche la diapositiva, cioè la chirurgia fatta con il bisturi e con che prevede anche quello che si chiama stripping, cioè il fatto che la vena grande safena, che è la vena principale, diciamo, dell'arto inferiore, viene sfilata e quindi il trattamento prosegue con delle incisioni multiple poi sulla gamba, piccole anche, però più di una di solito, che tratta, diciamo, le varicosità della gamba. Devo dire anche che noi conserviamo questo tipo di chirurgia, che non è, diciamo, l'ultimo grido della chirurgia, è la chirurgia che si faceva da sempre su queste patologie, ma la conserviamo perché ci consente di effettuare la donazione della vena safena, cioè la vena safena in pazienti estremamente selezionati può essere donata, cioè servire a qualche altro paziente. Noi abbiamo una banca dei tessuti molto avanzata a Treviso a cui facciamo pervenire le safene donate. Ma quindi sempre come safena viene riutilizzata o per altri tipi di intervento? Sì, viene utilizzata per altra chirurgia vascolare, diciamo, e viene utilizzata come fosse una protesi, con il vantaggio che ha una durata estremamente migliore di una protesi sintetica artificiale, quando viene usata, quando si può usare. Questo ci ha dato una notizia che forse non molti sanno, no? Perché si sente molto più spesso parlare proprio per il trattamento delle varici di cure meno invasive, dal punto di vista chirurgico, insomma, molto meno impattanti, eppure esistono anche questo tipo, insomma, di casi e di utilità anche poi successiva, no? Assolutamente, è un obiettivo che vogliamo mantenere per l'utilità sociale che ha la donazione e anche se non è l'ultimo grido della chirurgia delle varici, che invece adottiamo nella maggior parte dei casi, peraltro, perché si può effettuare in anestesia locale, semplicemente, per via ambulatoriale. Se mi date la prossima diapositiva, vi faccio vedere la termoablazione, che è la tecnica, diciamo, più recente, e questa è la preparazione del paziente con le vene varicose che vengono mappate ecograficamente in sala operatoria, e quindi si fa una marcatura delle vene varicose, della vena grande safena al di sopra del ginocchio soprattutto, fino all'inguine. E se mi date la prossima diapositiva, la tecnica consiste, vedete che c'è una sonda estremamente sottile che ha in punta, negli ultimi centimetri della punta, un apparato, diciamo, che porta a temperatura più elevata la punta, e con questa, quando viene, diciamo, con una piccola incisione a livello del ginocchio, viene incanulata la vena grande safena fino in alto all'inguine. Questa sonda, con questa caratteristica particolare di essere una sonda a radiofrequenza, brucia, diciamo, la vena, quindi viene progressivamente ritirata dall'inguine fin sotto il ginocchio e brucia la vena, consentendo il suo trattamento, il trattamento delle vene varicose. Questo è, diciamo, una delle più recenti tecniche per il trattamento delle vene varicose, e il vantaggio, ripeto, è in chirurgia ambulatoriale e anestesia locale, quindi non necessita della presenza di un anestesista, è ovviamente sempre utilizzata in una selezione di pazienti, non è per tutti, però il paziente viene selezionato
dal medico flebologo ambulatorialmente e quindi poi avviato a questo tipo di chirurgia. E quindi i vantaggi insomma sono sicuramente evidenti anche in termini di recupero successivo all'intervento, no? Sì, poche ore, nel senso che il paziente rientra nella sua camera e dopo poche ore viene dimesso, camminando. Deve solo avere l'accortezza di mantenere un bendaggio elastico, cioè un'elastocompressione alla gamba per alcuni giorni e un trattamento per via sottocutanea con un farmaco che serve, diciamo, a evitare embolie, trombosi, diciamo, gli effetti collaterali sulla gamba bendata. È ovvio che sono pazienti che sono stati seguiti e sorvegliati anche durante il loro ricovero e devo dire, approfitto di questo momento per ringraziare tutta l'equipe di infermieri che lavora con noi, perché sono veramente gran parte del risultato. Una parte dipende anche da questa loro capacità di seguire tutti questi malati per qualunque patologia abbiano avuto il ricovero in day surgery, quindi capacità di adattamento elevata, grande sorveglianza e vicinanza al malato. Abbiamo visto come sia fondamentale anche, no, dottor Pozzoboni, il ruolo proprio delle infermiere, ancor di più in questo tipo di ricovero. Allora, abbiamo sentito più volte in occasioni, anche nei servizi dei nostri telegiornali, parlare il direttore generale, dottor Benazzi, della volontà di creazione di questo grande polo di day surgery a Vittorio Veneto. Io direi allora facciamo la pubblicità, dopo vediamo nel dettaglio che cosa prevede questo progetto che sicuramente interesserà molti telespettatori che vivono in provincia di Treviso. A tra poco. Ore 13, salute, siamo di nuovo in diretta per parlare di day surgery e delle novità negli ospedali di Treviso e di Vittorio Veneto. Dottor Pozzobon, accennavamo a questo progetto del direttore generale Benazzi di creare un grande polo di day surgery a Vittorio Veneto. Di che cosa si tratta? Che cosa prevede? Il progetto voluto dalla direzione strategica dell'US 2 di coordinamento aziendale delle attività di day surgery. In pratica risponde al concetto adottato anche per tanti altri servizi sanitari, quello della messa in rete dei servizi sanitari a livello provinciale. Il polo di Vittorio Veneto verrà considerato come polo principale per poter espletare l'attività di day surgery, aprendo nuovi teatri operatori in ottica di diminuire sicuramente le liste d'attesa, di fornire al paziente un ambiente adeguato al tipo di patologia con personale competente che appunto segue questi pazienti. Quindi in sintesi offrire servizi sempre più di livello superiore, con un'organizzazione assolutamente precisa e in rete con vari ospedali della provincia, seguiti da personale estremamente qualificato. Quindi questo significa che per esempio un paziente che risiede a Paese, faccio per dire, andrà a operarsi a Vittorio Veneto in regime di day surgery, ma verrà comunque seguito come? Vuole spiegarci un po' come funzionerà? Potrebbe essere operato nell'ospedale di Vittorio Veneto, ma risiedendo vicino a Treviso avrà la possibilità di ricorrere per medicazioni, se dovesse aver bisogno di medicazioni o anche di semplici consigli, anche alla day surgery di Treviso. Le day surgery degli ospedali della Marca sono day surgery, potremmo definire in rete, e ospedali della Marca, e se mi perdonate il gioco di parole, effettivamente una day surgery di queste dimensioni per un territorio grande come quello della provincia di Treviso effettivamente ci può far pensare che una volta realizzata si può parlare veramente di una day surgery non solo della Marca trevigiana, ma una day surgery di Marca veramente. Ecco, i vantaggi quali sono per il paziente quando questo sistema, insomma, sarà completamente a regime? I vantaggi sicuramente in termini di lista d'attesa.
quello che vuole realizzare la nostra direzione strategica, dottor Benazzi in particolare, è quello di diminuire le liste d'attesa per questi interventi che, come dicevamo, sono veramente tanti e coinvolgono, se possiamo vedere la diapositiva successiva, coinvolgono circa 25.000 pazienti nella provincia di Treviso, nei vari ospedali. Eccola qui, la vediamo, l'ospedale di Treviso, ma anche molto l'ospedale di Conegliano, in cui vengono fatte importanti attività di chirurgia oculistica, di cui ovviamente non abbiamo tempo di parlare, ma che riveste una grande importanza per quanto riguarda l'attività in regime diurno ambulatoriale. E questa è un po' l'attività che dalla scorsa primavera è iniziata a Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, oltre a quei numeri importanti che citavamo prima, circa 2.500 pazienti, dal periodo pasquale di quest'anno ha portato ulteriori attività con la chirurgia generale di Treviso, particolarmente con l'attività proctologica, la chirurgia vascolare, ne parlava prima il collega Bonea. Vediamo un 62%, quindi una fetta molto grossa, no, dottor Bonea, della vostra attività questa. Certo. Assolutamente sì. L'oculistica palpebrale di Conegliano e recentemente quello che è effettivamente un fiore all'occhiello anche per l'ospedale di Vittorio Veneto, la neurochirurgia spinale endoscopica. I chirurghi di Treviso, i neurochirurghi di Treviso eseguono a Vittorio Veneto interventi per patologie discale dell'ernia del disco in endoscopia con un unico foro, ovviamente a livello lombare, riparando queste patologie erniarie della colonna vertebrale e consentendo la dimissione al massimo entro la mattina successiva dell'intervento. Quindi è un'attività estremamente qualificante che pone l'ospedale Vittorio Veneto come riferimento provinciale per questo tipo di attività. Ecco, una domanda veloce che vi faccio ora, perché so che a quest'ora ci sono anche tante mamme che ci stanno seguendo. C'è anche una chirurgia pediatrica in regime di day surgery nella quale ci si sta orientando in questo senso, dottor Bonea? A Vittorio Veneto ancora no. Non c'è, penso sia attività ancora appannaggio dell'ospedale di Treviso. Devo dire che, come avete visto, abbiamo, fra virgolette, ospiti nella nostra struttura, professionisti che vengono da varie specializzazioni, quindi abbiamo visto dall'oculistica, dalla neurochirurgia, dalla chirurgia vascolare, ortopedia, ce ne sono tantissimi, oltre a quelli che già ci sono a Vittorio Veneto, e quindi c'è questo sforzo corale nostro di accoglimento e di tutta l'equipe medico-infermieristica di Vittorio Veneto per adattarsi alle nuove patologie che arrivano. La neurochirurgia non l'avevamo vista a Vittorio Veneto e adesso c'è, per quegli aspetti che descriveva il dottor Pozzobon. E sforzo da parte nostra di accogliere e sforzo dei colleghi di Treviso per adattarsi a lavorare in un altro ospedale, quindi tutta questa organizzazione al fine di fornire un servizio migliore ai pazienti. Quindi sarà una sfida, ed è una sfida che abbiamo intrapreso e finora direi con risultati lusinghieri grazie allo sforzo di tutti. Quindi per i più piccini, dottore, si fa ancora riferimento al Cafoncello? Anche se a Cafoncello c'è un'unità dedicata per le proprie caratteristiche, ovviamente i pazienti anche molto piccoli, c'è un'unità di day surgery dedicata per la chirurgia pediatrica. Assolutamente sì. Se posso vorrei associarmi al ringraziamento che ha fatto Massimo ai nostri infermieri, effettivamente a tutto il personale infermieristico, in particolare ai nostri coordinatori, a Stefania, Antonella, Nadia, Diego, che veramente stanno sposando questo progetto in modo veramente professionale e che sicuramente sarà garanzia di successo nei prossimi mesi.
Ecco, per concludere, ormai abbiamo poco tempo a disposizione. Dottor Bonea, volevo chiederle, stante questo continuo progredire delle tecniche chirurgiche e anestesiologiche, anche quali interventi in un prossimo futuro potranno essere eseguiti in regime di day surgery? Non sono mai facili le previsioni, perché le conoscenze che sono sempre mediche, che sono sempre in progressione, e anche la tecnologia che è in continuo e costante sviluppo, ci riservano sempre delle sorprese per il futuro. Certo è che la laparoscopia, cioè questa tecnica, diciamo, che prevede l'utilizzo di piccole incisioni, di una chirurgia mini-invasiva più gentile, ci ha dato grandi soddisfazioni per ridurre i tempi degli interventi e per ridurre i tempi di degenza dei pazienti, che hanno una ripresa più rapida. Attualmente la previsione, diciamo che è abbastanza prevedibile il fatto che tutta la patologia, diciamo, dei calcoli della colecisti, che attualmente pernotta ancora una notte in ospedale o due, potrà, penso, in un futuro non troppo lontano essere spostata in questo tipo di regime. No? È più difficile fare previsioni per altri tipi di chirurgia, un po' perché ormai ogni specializzazione è talmente settoriale che ognuno conosce i progressi nel proprio settore e quindi può spostare questo tipo di intervento da pernottamenti di 1 o 2 notti a regime di day surgery, però francamente sono previsioni che quando si fanno spesso sono sbagliate, perché le sorprese che la tecnologia ci offre ci danno la possibilità di ridurre il tempo d'attesa. Io ho cominciato a lavorare con pazienti operati di ernia che stavano in ospedale 7 giorni, attualmente sto lavorando con pazienti operati di ernia che stanno in ospedale 7-10 ore, quindi se nell'arco di una generazione c'è un progresso tale, qualunque previsione io faccia sarà sicuramente sbagliata, perché ne vedremo di migliori. Per fortuna, aggiungiamo noi. Allora, grazie mille al dottor Bonea, direttore della chirurgia dell'ospedale, dei surgery dell'ospedale di Vittorio Veneto, e grazie al dottor Davide Pozzobon dell'unità operativa diurna di chirurgia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, per essere stati qui con noi e per averci illustrato così a fondo quelle che sono le novità e le caratteristiche di questo nuovo sistema di chirurgia e di ricovero negli ospedali di Treviso e di Vittorio Veneto. Grazie a voi telespettatori per essere stati con noi. Ore 13 torna come sempre domani. Buona giornata.